Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. L'economia adesso, una crescita lenta, quella della Calabria, determinata dai buoni risultati nel settore manifatturiero. Lo Svimez certifica l'accelerazione del PIL calabrese nel 2016, ma avverte che il Mezzogiorno con il ritmo attuale uscirà dalla crisi in 10 anni. L'occupazione segnali contrastanti, più assunzioni ma di lavoratori anziani e part-time. I giovani invece restano a casa o vanno via dalla nostra regione e intanto cresce la povertà. Sentiamo. Questa volta il dato che riguarda la Calabria è positivo. La nostra regione, dice lo Svimez, prova a rialzare la testa. Il PIL della Calabria nel 2016 ha segnato uno 0,9 di crescita, un risultato positivo che è dato dalla sintesi di un'annata nera per l'agricoltura e dall'impennata della produzione industriale con un 8% in più della ripresa del settore edilizio e dei servizi. Certo, non sono risultati straordinari se guardati nel contesto di un Mezzogiorno che cresce per il secondo anno consecutivo con percentuali più elevate. La Campania, ad esempio, fa registrare un più 2,4% e la Basilicata un più 2,1%. Deludono Puglia e Sicilia che avanzano rispettivamente di uno 0,7% e di uno 0,3%. In complesso il Mezzogiorno fa meglio del centro-nord, ma d'ora in poi non sarà più così. Nel 2017 lo Svimez prevede una crescita dell'1,1% per il sud e dell'1,4% del centro-nord. Se questo andamento sarà confermato, il sud recupererà il gap dai livelli pre-crisi soltanto nel 2028, ossia 10 anni dopo il centro-nord. I dati sull'occupazione sono sempre preoccupanti e anche quando hanno una parvenza di positività vanno analizzati a fondo per capirne il vero significato. Nel 2016, avverte la Svimez, il Sud ha contato 101.000 posti di lavoro in più rispetto al 2015, ma facendo un confronto con il 2008 ne resta sotto i 380.000. Sono aumentati i lavoratori anziani e part-time, la struttura complessiva dei redditi resta depressa. Nel Mezzogiorno, avverte il rapporto, circa 10 abitanti su 100 vivono in povertà assoluta contro i 6 del centro-nord. Negli ultimi 5 anni sono emigrati dal sud 1,7 milioni di persone a fronte di 1 milione di rientri. La perdita secca è stata di 716.000 unità, il 72,4% di under 34, 198.000 laureati. La Svimez avverte che 2 anni di crescita non sono sufficienti a far emergere il sud dalla spirale bassi redditi, bassa produttività, bassa competitività e scarsa accumulazione. Bisogna trasformare il territorio in un'opportunità e quindi continuare le politiche di crescita applicate dal governo negli ultimi anni, a cominciare dal prolungamento degli esoneri contributivi per le nuove assunzioni e dal credito d'imposta per gli investimenti. Ma l'Associazione per gli Studi del Mezzogiorno ricorda anche che è urgente la definizione di una zona economica speciale per le sole aree meridionali, necessaria ad infittire il tessuto produttivo, operazione senza la quale nemmeno l'innovazione tecnologica prevista dal Piano Nazionale dell'Industria 4.0 potrebbe attecchire e produrre risultati.